Ciao Daniela, oggi siamo a Peschiera, uno dei comuni più famosi e conosciuti della parte veronese del lago di Garda, e abbiamo incontrato Virginia Tortella, la rana del Garda, che con le sue attraversate ha veramente in questi anni coniugato sport e solidarietà a 360 gradi. Ci sono ancora però delle cose che Virginia vuole fare nei prossimi mesi, andiamo a scoprirle insieme con questa intervista. Allora Virginia, rana del Garda, ma cosa bolle in pentola? Perché tu ferma non ci stai mai, questo è assodato. Due obiettivi bellissimi, il primo è il progetto Nessuno Escluso, e già con la lingua dei segni ti faccio capire che è proprio il simbolo dell'inclusione. Vorrei che partecipassero tutti a questo mio progetto, che è una staffetta all'interno di un circuito di gare sul lago di Garda, che sarà quest'estate, dove parteciperanno tutti. Tutti vuol dire chiunque voglia di scendere in acqua. Ci saranno 200 metri da fare per 4, per una squadra di 4 atleti. Lo faccio perché? Uno, perché mi piace la parola inclusione e non mi piace invece classificare, perciò la mia staffetta sarà normodotati, junior, master, disabili, non udenti, tutti quelli che hanno voglia di entrare e giocare in acqua con noi. Ecco, perciò questo è il primo progetto. Lo farò naturalmente aiutata dalla piscina Signorelli di Peschiera, dall'area sport, che è veramente in questo momento mi sta affiancando e mi sta dando la possibilità di portare questo progetto avanti sul lago. E finalmente dopo Covid riesco probabilmente a portare nel lago quest'anno, che è la traversata del lago di Garda per il lungo, che dedicherò ad Abeo, Associazione Bambino Emopatico Oncologico. Tutti i fondi che verranno raccolti per questa impresa sportiva saranno devoluti alla struttura di Verona di Abeo. E sarà la traversata del lago di Garda stile rana, da Riva del Garda a Peschiera, perciò dall'immissario, dal Sarca, all'immissario il Mincio, e sarà insomma la traversata che concluderà questi miei 6 anni sportivi. Terminati questi eventi, tu appenderai la cuffia al chiodo. È sì, difficile però bellissimo. non vederti in acqua. No, sarà magnifico. Allora, io sai che la mia storia è particolare, io non nasco sportiva, lo divento in memoria di mio fratello, e perciò una volta concluso questo percorso di lunghe traversate, di tante traversate, penso di non prendermi più impegni così pesanti, perché preparare una traversata di 60 km non è una passeggiata. Rimarrò nello sport, ma magari, ecco, forse un pochino alla finestra, apprezzando chi lo fa. Se ti fermi un attimo, chiudi gli occhi e una diapositiva, una foto, un flash di questi anni di attraversate, di grandi eventi. Sono due. La prima è quando ho fatto la traversata dei 30 km, sono partita di notte, mi sono fermata per godere il momento e ho guardato il cielo di stelle, l'acqua calda, bellissima, Verona sullo sfondo con il temporale. Quello è stato il momento più bello della traversata dei 30 km. L'altro momento è un pomeriggio che siamo usciti ad allenarci ed è montato il lago, è arrivato il temporale e c'erano le onde alte e nuotavo dentro, mi sentivo wow, un delfino, non una rana. Sono i due momenti proprio che ho nel cuore. La terza diapositiva la vivrai ad ottobre dopo questa traversata. Sì, e mi preme dire una cosa in merito a questa traversata, che è unica nel suo genere, perché sono l'unica al mondo a nuotare a rana e a attraversare i laghi a rana. Se non dovessi farcela, perché a volte può capitare, no? A parte che la rifarò l'anno dopo, vero? Non è che smetto, finché non porto a termine il mio lago non smetto, però valuterò decisamente più il percorso fatto da una non sportiva, arrivare anche solo a sognare di fare una traversata del genere. La possibilità di fare questa esperienza è qualcosa che mi gratificherà all'infinito. Il fatto di aver dato speranza anche a donne che non avevano mai fatto sport, di poter essere un supporto o comunque un esempio nel mio piccolo, chiaramente niente di sconvolgente, però anche solo dare a qualcuno la voglia di partecipare, io ho già vinto.